E siamo ancora a lui, siamo nuovamente a lui, Gianni Bugno. Le strade sono quelle del Giro dell'Emilia, un'altra classica nobile e antica del nostro ciclismo. Sul Monte Donato gli avversari debbono arrendersi da lontano. Non c'è niente da fare. Cassani ci prova ancora. Vorrebbe vincere per la terza volta consecutiva il Giro dell'Emilia. Non c'è mai riuscito nessuno. Ma dovrà rassegnarsi anche lui. Come gli spagnoli, come gli svizzeri, come tutti gli avversari di Bugno. Come lo stesso Chiappucci. Bugno li anticipa e scatta in salita con una tale potenza che tutti devono rassegnarsi. Non c'è niente da fare contro il Bugno d'autunno, contro il Bugno numero 1 che si conferma campione del mondo e che si conferma campione d'autunno. Cassani e gli altri lottano ormai soltanto più per la piazza d'onore. Ed eccolo Gianni Bugno, si volta alle spalle, controlla ancora una volta per l'ennesima volta la situazione e poi alzerà le braccia sul traguardo. Ancora una vittoria per distacco, ancora un trionfo per il campione del mondo sulle strade di casa.